Conosci che tipo di raccolta di rifiuti urbani si effettua nella tua città? Sì, c'è la raccolta della plastica, quella differenziata, Sì. plastica, vetro, umido, carta e il verde anche. E basta, dovrebbe essere. Pensi sia una gestione che risponda alle reali necessità dei cittadini? Penso di sì, perché all'inizio si era iniziato con un'altra suddivisione, poi il comune ha pensato di distribuire anche dei questionari oppure fare delle domande anche tramite internet e si sono fatti più un'idea delle reali necessità nostre e hanno fatto qualche cambiamento che secondo me è giusto. Fai la raccolta differenziata. Sì, certo. Perché? Per- Perché essendo che ho lavorato all'estero, specialmente in Svizzera, no? E là ci hanno educato, sono andato dentro giovane, avevo 18 anni, e là ci hanno già educato allora di fare la raccolta differenziata, quindi per fortuna l'ho portata anche a casa mia. E noi abbiamo 5 bidoni e su 5 bidoni facciamo la differenziata. E su quale trova più difficoltà? Trovo allora, innanzitutto la difficoltà è anche, la devo dire, che non viene eliminata già dalla fonte l'imballaggio e quindi noi troviamo nei negozi che sempre più plastica. Io sono una contraria alla plastica e quindi vorrei tornare al sacchetto di carta per la frutta e la verdura che sta meglio, che si mantiene bene anche se vai via in bicicletta. Però già dalla fonte non c'è questa, c'è la continuazione di aumentare, sembra, i rifiuti del mono. Io capisco che siamo tutti magari single, che ci sono tanti singoli, che quindi c'è bisogno della monoporzione, però non so, bisognerebbe trovare già dalla fonte un materiale che non inquini, invece c'è ancora la plastica sulla fetta di prosciutto, sulla fetta di carne, c'è sempre questa plastica e questa. Sono rimasto impressionato, io che faccio dell'attività sportiva, quando vado a correre in giro e che magari frequento certe zone di campagna accanto alle autostrade, mi rendo conto, o le campagne, le stesse campagne, cosa viene buttato nei campi, nei fossi, nelle cose. Tutte queste plastiche, queste lattine, queste cose. Quindi devo dire che non c'è una cultura, non c'è un'informazione, c'è un modo di operare, no, non so per evitare cosa, cioè cosa ti costa prendere e differenziare, mettere in macchina per poi aprire il finestrino e buttare fuori dal finestrino Poi le magari cose, in autostrada rischi anche di beccare e in più i costi che ci sono, perché poi chi deve andare a pulire accanto all'autostrada ha dei costi pazzeschi, veramente. Questa è inciviltà, ma è anche un discorso di cultura, credo.